Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i cali della prima corsa Premier Laschi, una prova per puledri di 2 anni, non vincitori di 3.000 euro nella carriera. Sono in 8 al via dopo il forfait di Callas Griff. 2 Country Matley, Battista Congiu, 3 Clark Vic, Alessandro Muretti, 4 Claire di Iesi, Massimo Trevellin, 5 Conan Spritz, Francesco Pettinari, 6 Commander Crow, Andrea Vitagliano, in seconda fila 7 Camon Stecca, Tommaso Gambino, 8 Caspian Mo, Maurizio Cheli, 9 Cosmo Trio, Marco Stefani. Allenamento preciso dietro le ali della macchina. Si va in partenza, problemi per Country Matley. Commander Crow dall'esterno va ad impegnare Cosmo Spritz. Conan Spritz, il quale difende la Numero corda. 2 Country Conan Matley Spritz in vantaggio all'imbocco squalificato. della prima curva, Commander Crow all'esterno, poi Clark Vic a precedere ancora Caspian Mo. Quindi Cosmo Trio che va a prendere la quinta posizione avanti a Claire Di Iesi che ha problemi di meccanica. I primi 200 metri in 14,8 con all'avanguardia Conan Spritz a guadagnare terreno sugli altri insieme a Commander Crow. In terza posizione a qualche lunghezza c'è sempre Clark Vic a precedere Caspian Mo. Ancora Cosmo Trio che per un attimo è sembrato volersi affacciare al largo. Veloci i primi 400 metri in 30,5, 47,1 per i primi 600 metri. Si viene al passaggio avanti alle tribune con Conan Spritz in controllo nei confronti di Commander Crow. Poi all'esterno Cosmo Trio che risale il gruppo con la sua andatura un po' caracollante, si porta ai lati di Commander Crow. Gli 800 sono andati via in poco meno di 1,3. Conan Spritz che guida il gruppo. Commander Crow sempre incollato alla sua scia. Il chilometro in 1,18,7 con Conan che controlla, Commander che segue, poi Clark Vic all'esterno, sempre Cosmo Trio, ancora appostato Caspian Mo che sposta e va in seconda ruota, la dritta di là in 15,3, 31,3, questi 400 metri sbaglia Cosmo Numero Trio 9 lasciando Cosmo Trio la squalificato. posizione scoperta in avanzamento per Caspian Mo che cerca di andare a tiro di Clark Vic. Intanto però Conan Spritz ha fatto l'ultima curva in 15,5, viene in retta arrivo in chiara evidenza, allunga e se ne va. Conan Spritz che vince con un paio di lunghezze chiare nei confronti di Commander Crow, mentre per il terzo posto Caspian Mo dovrebbe aver battuto Clark Vic. Successo facile per Conan Spritz, Francesco Pettinari, Andrea Sarzetto al training per il portacolori della scuderia Elida, che è un figlio di Donato Hanover e Reims Kronos, che porta a casa il primo successo in carriera, alla prima volta che fa percorso netto, successo in percorso di testa con tutta la calma del mondo. Francesco Pettinari porta a casa Conan Spritz, al secondo Commander Crow, al terzo bene Caspian Mo. Il successo in apertura all'Arcoveggio di Bologna è per il team Sarzetto con Conan Spritz.